Saluto a tutti, ringraziabile di seguire per strette piazzette, sta settimana siamo nuova banda di Gazinca e maridroa per principia dunque questa settimana un uomo di Diez, originario dunque di Stubaese, nato qui nuova banda, si chiama Pedro Giovanni Franceschi, o vedremo subito. France Bleu, RCFM. Allora, qui siamo certamente in paese aperto, siamo in un giardino a casa che è diventata una casa chambre d'hôte. Allora, la storia di questa casa è una casa che apparteneva dunque in primo luogo a una famiglia che si chiamavano gli Aleazzi. E questa famiglia, proprio in questa casa qui, non c'è più di voi più di 1890, poco preso. Dunque sono più di 100 anni. Dopo è stata luata, è stata venduta, è stata rivenduta, proprio finalmente appartiene a una famiglia che la compra nell'anno 60 e poi l'hanno rivenduta nell'anno 90. Ah, Benta per me è più che tutto. Io è un mio paese, in primo luogo, ci sono nato, ci sono cresciuto, ci sto ancora. E è un luogo dove ho imparato un po' tutto, ho imparato a vivere, ho imparato a sono cresciuto qui, ho imparato ad andare verso i lastri, un po' tutto. Per me è il più bello paese del mondo. Dove certamente che è un bello paese, ci sono più belli sicuramente, o ci sono belli come qui, questo non è scudo mica, ma questo voi mandate per me è il più bello paese del mondo. Allora, la particolarità di questo paese, in primo luogo, è aperta davanti al mare. Siamo a una montagna, di Sant'Angeli, e giusto per il mare di Dangione. Dunque, si vedrà che è una situazione che è particolare. Dopo, come parecchi paesi, un paese dunque anziano, l'architettura, l'avvantaggio che l'usaggio è che è stata preservata. Voilà, ho fatto avere la scritta un monumento storico nel 70, ha fatto che le illusioni che ci vogliono essere sono state un po', in una certa maniera, sono state un po' controllate. E la gente non mi ha potuto fare importare che è tutto portando a migliorazione ai suoi casi, che ce n'era bisogno. Ho l'abitudine che qui mi hanno conosciuto di Araggio, dunque non c'è mica scordarsene. Per cui, avanti tutto, sono un figlio di miei parenti, sono un zitello che è nato qui, che è cresciuto qui. Dunque, in una certa maniera, io la sapere se c'era un proverbio corso che diceva un ti sa che tu conosci. Voilà. E dunque già sapessi conoscere. Siamo di noi. Parabutta a ciò che ho vissuto quando era zitello, oggi sono di noi. Ma sono mondiali. Sono stati mondiali, tanto, e non so mica. Je ne suis pas nostalgique. Voilà, dico questa parola francese perché la si è forse capita a tutto il mondo. Je ne suis pas nostalgique. Sono contento di aver conosciuto Stebica così, sono contento di aver vissuto questa vita così come l'ho vissuta e sono contento di vivere la vita oggi perché se eravamo restati a vivere come 50 anni fa o 70, pure 60 anni fa non potrebbe mica vivere la vita che vivo oggi, a tutti i punti di vista. E domani ma continua ben intesa nostra spassigliata nuova banda di Gazinca, ma parla Nadura di Gazinca Trail, saremo con Sébastien Laureli. A domani per strette piazzette, ringraziabili a tutti. France Bleu, RCFM.